Allora, Filippo Scotti, ci eravamo incontrati all'Hot Corner praticamente un attimo prima che succedesse tutto. Ti ricordi? Sì, a Venezia. È un attimo prima che la tua vita cambiasse per sempre, poi di fatto, no? Quanto è cambiata da quel momento lì? Perché poi è stata la mano di Dio, Venezia, poi è uscito su Netflix. No, è cambiata, sì, sì, è cambiata sicuramente una prospettiva, è cambiato il Cambiata in modo bene, sì. di... Cambiata in Come? bene. Cambiata in In bene. meglio, assolutamente. Poi ci si deve sempre un po' adattare, quindi insomma ci sono tantissimi lati positivi e c'è anche qualche lato negativo, Ah però sì? che va bene. No, ma dico semplicemente non connesso a... Ah, necessariamente a ne- quello che hai fatto, ma comunque... semplicemente poi cambiando un po' la tua vita cambia anche il tuo ritmo e ti devi abituare a questo ritmo e non è detto che tu riesca ad abituartici Certo, velocemente. immediatamente. Semplicemente questo, ma non è un qualcosa di negativo Non è nel vero semplicemente senso una della parola. conseguenza di quello che è stato, insomma. Sì, sì, una conseguenza di quello che è stato e quindi un adattarsi, però che va bene perché ti mantiene sicuramente Esatto, ti vivo. tiene vivo. Senti, ti abbiamo visto e ti stiamo vedendo ancora in un'estate fa. Che esperienza è stata quella? Beh, è stata un'esperienza particolare perché abbiamo... Innanzitutto è una serie, Esatto. quindi i tempi sono, Ancora una volta sono però indietro nel tempo. indietro nel tempo. Indietro nel tempo sotto un certo punto di vista perché poi sull'altro Esatto, sono i poi due binari paralleli. ci sono i due binari, quindi c'è stata un po' una riscoperta di quegli anni lì e da persona e un po' da personaggio, rivivere quel tempo lì perché appunto Elio Esatto, perché lui Santamaria viene... viene insomma, è un avvocato di quasi 50 anni con una moglie e una figlia e, e poi, insomma, per forza di cose viene ritrovato questo cadavere all'interno di questa macchina Esatto, esatto. sul fondo del lago E si e ritorna si all'estate ritorna 90. all'estate del 90 dove c'è questa ragazza che scompare, una ragazza della quale lui era molto innamorato e in qualche modo riesce a tornare indietro nel tempo per anche capire un po' se effettivamente riesce a cambiare questo passato, riesce a cambiare questo evento oppure no. Quindi insomma è il mese prima della scomparsa di Esatto, un Arianna. po' tipo un ritorno al futuro thriller, però con delle Esatto, sì, venature, sì, sì, insomma, sì. con una parte di C'è giallo. un mix di generi. Esatto, come sei entrato nel personaggio? Ma come Hai sei fatto uno entrato nel studio personaggio? da... perché poi quella è l'estate d'Italia 90, no? L'estate Sì, di diciamo, canzoni. ho preso in considerazione un po' questi punti qui sicuramente sul lato entrare in un passato, sono stato abbastanza avvantaggiato perché il mio personaggio effettivamente ha questo, diciamo, questo spaesamento, no? Perché è vero che ritorna in un'epoca che ha già vissuto, però immagina ritornare 30 anni prima e dire cavolo, Esatto, con la... quante cose sono cambiate, non me lo ricordavo, mi sono dimenticato molte cose, quindi c'è questo spaesamento, ma sicuramente c'è stata una costruzione del personaggio insieme a Lino Guanciale, perché Eh inevitabilmente sì, perché dovevamo sono essere interconnessi. essere coordinati. E poi c'è stato un lavoro in realtà con tutti gli altri ragazzi del passato, che sono gli amici di Elio o i nemici Esatto, che fanno un di po' Elio, tutto, che è il collettivo poi, che è diciamo, del collettivo e ci passato, che si siamo vede. inevitabilmente, abbiamo iniziato così la serie, infatti questo è stato secondo me un punto a nostro favore perché abbiamo iniziato con le prime 3 settimane in Puglia Ah, e quindi erano tutte scene ovviamente del passato in ah, quel quindi siete contesto lì. partiti effettivamente poi dal mood, proprio dal nocciolo della storia, E insomma. quindi inevitabilmente essendo in trasferta dormivamo tutti nello E quindi stesso e quindi avete fatto banda. abbiamo fatto banda. È Senti Filippo, stato... come scegli i tuoi ruoli adesso dopo Sorrentino? Hai fatto delle scelte anche particolari, diverse? Ma come scelgo i ruoli? È sempre sicuramente la sceneggiatura è importantissima, Mm. ma poi penso che, non so se pancia, forse, Mm. c'è qualcosa che mi può interessare particolarmente, che mi piacerebbe approfondire e che rivedo magari in un qualcosa che è stato scritto, inevitabilmente suscita il mio interesse e quindi diciamo che Più non, istinto, diciamo, s- anche comunque. forse per il momento non ci penso troppo. Mm. Se qualcosa mi interessa, La prendi e vai. sì, in realtà sì, è molto, molto così. Le volte in cui ci ho pensato troppo, Significa che non mi sono c'era trovato qualcosa che tanto, non tanto tornava. bene. Senti, cosa hai portato via da Sorrentino invece come grande lezione?
A parte immagino Beh, poi sì, tutto il sì. rapporto con lui, insomma, interpretare quel personaggio, ma da attore quanta roba hai portato via da quel set? Ma sicuramente che è un mestiere che va fatto con una certa pazienza. Ci vuole pazienza, bisogna veramente dare tempo al tempo, perché appunto come dicevo poc'anzi, inevitabilmente come nella vita, anche nella vita lavorativa ci sono dei cambi di ritmi. Certo. E questo, cioè, nel senso che bisogna in qualche modo Mm. equipaggiarsi, Sì, sì, quindi e la ammortizzarli, pazienza, dici, non è che automaticamente... sì, la pazienza, l'idea costante e anzi il punto fisso che è quello di cercare il più possibile di coltivarsi, magari, proprio per anche nei famosi momenti di pausa tra un progetto e Esatto. un altro, Soprattutto nei famosi momenti di soprattutto pausa, no? perché, Che poi perché sono quelli credo che momenti sia in cui si lavora, in cui in cui prendi si forma produce, anche. si crea, sì. Esatto. Ma tu che spettatore sei? Cosa guardi? Ma io cosa Cioè riesci a guardo? guardare anche da spettatore semplicemente oppure guardi sempre da attore con l'occhio di No, io quello? cerco, no, cerco sempre di Di guardare scindere? da spettatore, sì, cerco sempre di guardare da spettatore, anche perché mi piace, quindi insomma, però devo ammettere che alle volte ci penso, Ti sì, cade sì, l'occhio. sì, sì. Però no, Ma oggi tranquillo. cosa guardi? Cosa ti piace guardare? Cioè, Ma oggi che guardo? Oggi... Ma sai che non saprei, o meglio, lo so, però non beh, mi Hitchcock viene... lo guardi sempre, ogni tanto ritorni a In realtà Hitchcock dovrei perché? ritornarci seriamente. No, ma è più forse un... Ma c'è un attore di culto, cioè uno che comunque qualsiasi cosa faccia guardi o lo segui particolarmente? Sia vecchio che moderno. c'è Barry Keoghan che mi piace tanto. Ah, Barry Keoghan sta facendo una carriera pazzesca. Tra l'altro che sta alla festa di Roma con Saltburn, il film di Emerald Esatto, Fennell. sì. E Lui è un attore pazzesco, lui mi piace tantissimo. irlandese. Ultimamente sto un po'... Poi forse un E che anche po'... lui ha fatto delle scelte molto particolari, insomma, no? Ha fatto un suo Sì, percorso. sì, 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 ha anche diciamo, una struttura dietro Cioè, molto, molto importante, ecco. Ma io direi lui, ma forse di registi, non saprei, sono tornato un po' sì, il su passato. Kieslowski, Ah, sì, beh, vabbè. però in maniera molto tranquilla. Non so perché prima, e ti parlo di quando entravo, diciamo, nell'adolescenza, vedevo un sacco di film ed era appunto così, un pensiero che Ah, ok, arrivava faceva proprio così. abbuffata. Esatto, a buffata. Allo stesso tempo mi sono reso conto che secondo me è più interessante alle volte prendersi il meglio da un qualcosa, quindi gustarsi magari un film e poi ritornarci e cercare di carpirne il più possibile, Certo. anziché fare Ma diciamo Kieslowski quale? La trilogia o ti sei rivisto o la trilogia e come si chiama il doppia vita di quell'altro? Veronica? No. Esatto, Ah, vabbè, quelli esattamente. i Però classici. ecco, sempre in quell'ottica lì, perché in realtà sto leggendo un libro che si chiama Kieslowski racconta Kieslowski, Ah, che è un libro che mi ha regalato mio padre. E inevitabilmente c'ho visto ho sentito delle cose, no? In quelle parole, che lui utilizza comunque parole molto, come dire, semplici, periodi molto semplici, mentre racconta di alcune sue esperienze. E, e quindi mi ha colpito umanamente, ecco. che poi sì, il suo cinema era semplice ma totalmente profondo poi, no? Perché alla fine se tu guardi anche la narrazione dei film, non è che erano sceneggiature erano scritte benissimo, però erano molto semplici ma che Sì, andavano sì, in profondità super, totale. super, super semplice, ma anche nei dettagli Sì, delle sì, nelle inquadrature, inquadrature. esatto. Io Film ehm, Bianco, secondo me è uno dei suoi capolavori con Julie Delphi. Senti Filippo, ogni volta che ci troviamo dobbiamo parlare di musica, ci hai fatto anche una playlist l'anno scorso, cosa stai ascoltando adesso? Sto ascoltando tanto Dean Blunt, che è Chi è questo Dimnant? artista, cantante, produttore musicale britannico. Ah, no. C'ha penso una quarantina d'anni e me l'ha fatto scoprire un mio amico ed è pazzesco, Dean Blunt. Ma scusa, scritto come? Dean Blunt, Dean like Dean? Dean Dean like Blunt. ok. Ah, non lo Dean conoscevo. Blunt. Cioè come Poi James Blunt, ma Dean Dean Blunt. Blunt, sì. E non è parente di James Blunt. Non che io sappia, No, no, no. non credo. E- Perché poi tu c'hai tutta una passione, una deriva sulla etnica elettronica pure. Sì, 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 mi piace tanto, mi piace molto. Anche Beh, se che poi in realtà
Anche sto molto adesso sul jazz, anche sulla musica classica. Ma usi mai la musica per entrare dentro il personaggio? Sì, in realtà sì. In realtà credo sia... Tipo un'estate fa? C'hai la playlist del 90? Ecco, su un'estate fa è stato un po' diverso perché comunque eravamo, come ti ho detto, abbiamo fatto banda, quindi eravamo tutti noi che ascoltavamo magari delle canzoni insieme e entravamo in in un'atmosfera, ecco. Ah, ok. Ma le canzoni erano vecchie o erano... No, no, erano vecchie, però non sempre, alle volte magari c'era qualche pezzo, diciamo, più moderno, Ok. però che inevitabilmente aveva quell'essenza lì. E secondo me è importante, per esempio, ascoltare, ecco, magari ti prepari su un film degli anni 80, magari appunto ascolti Certo, canzoni beh, degli tu anni 80. pure no. Però è Perché è stata interessante. la mano di Dio, c'hai pure il Walkman con tutte le Esatto, canzoni. però pensavo interessante anche e se io personalmente risentissi in un determinato brano un'atmosfera di quegli anni lì, qual è la cosa più importante? Sentire veramente dentro un'atmosfera anche se non è di quell'anno lì, oppure sentire un brano degli anni Beh, no, 80 senti senza l'atmosfera quella... anche se non dicono non E quindi la diciamo funzione. sì, questo è stato un po' il quello lavoro secondo me. molto molto variegato, diciamo. Senti, per chiudere, puoi dirci qualcosa? Stai lavorando a qualcosa? C'hai nei cassetti qualcosa? Sì, O... un po' di cose in cantiere, però Che non si può ancora... dire No, assolutamente. sì, perché è ancora poco concrete, ecco, devo aspettare un po'. Ok, allora per chiudere facciamo il giochino di Hot Corn. Domani mattina stai dormendo, ti suona il smartphone, tiri sul telefono e è un regista che ti chiede di lavorare con lui. Un regista o una regista, chi vorresti che fosse? Sorrentino no, perché già fatto. Sorrentino no. No, metti giù. Se è Sorrentino metti Se attacchi. faccio finta di dormire, no, non Esatto. attacco nemmeno. No, non scherzo. Ma quasi quasi, ma non lo so, se proprio pensare all'Antimos Ah. sarebbe bellissimo. Filippo Scotti, Emma Stone nel nuovo film di Yorgos Magari, Lanthimos, perfetto. magari. Sì, forse l'Antimos. Sei Adesso fan? che ci penso. Beh, lui tra gli ultimi emersi sono gli ultimi anni, è quello che Sì, sì, che ha azzeccato tutto. mi piace tanto, sì. Dai primi, nel senso non... Sì, sì, non l'hai scoperto dopo, insomma, le ultime cose. Senti, Venezia, Roma, la prossima volta dove ci si vede? A Parigi. A Parigi, dai, Hot Corner a Parigi, c'è trasferta mai stati, quindi Filippo Scotti all'Hot Corner, grazie Grazie. Filippo, Grazie mille.